Strappiamola un po', strappa. Di nuovo, strappa, abbiamo strappato molto. Puoi scegliere. Un altro bambino, visto che la veste è nostra, vieni tu. Questo è Spider-Man. Vieni qui. Facciamo un applauso a Gabriele, un applauso a Gabriele. Gabriele, tieni questo foglio di giornale, leggi le notizie. Che facciamo con questo foglio di giornale? Intanto tieni l'acqua, Pascia. Che facciamo con l'acqua? No, beviamo? No. Pizza. Ecco qui. E allora, che facciamo con quest'acqua? Proviamo a metterla qui. E dite, vado? Non mi sento, vado? Fai vedere il bicchiere vuoto. Voi pensate l'acqua non cade perché c'è la pizzetta, vero? Guarda che dice, la togliamo? Un polvere magica. Allora, non può vedere l'acqua. Non è portato l'acqua, non è più acqua. No, vede dell'acqua lì, no. Lega dell'acqua. Vediamo perché nella vita a volte si vuole tornare indietro, è un po' difficile. Io nella magia a volte ci riesco. La Gabriele, tieni il bicchiere con tutte e due le mani. Ecco, un po' più avanti così. Fermo, concentrati, respira. Un po' più avanti.
allora Mattia la metti qui fermo così, ventaglio, tieni, mostra tutto il ventaglio, aprilo. Mattia, ventaglio. Allora Mattia, vediamo questo esperimento se siamo bravi. Forbici, non ti fare del male. Mattia, ok. Allora, quante corde ho in mano? Vediamo se siamo bravi. Una. Mattia, quante corde ho in mano? Calmo Mattia, chiudi le forbici, pericoloso. Mattia, facciamo un taglio, che dici? Tagliamo? Se si può, mai dire no. E dite tagliamo. Tieni, anzi, lasciamo prendere. E adesso Mattia, quante corde abbiamo? 2, bravo Mattia, concentrati. Nodo. Mattia, ma te lo ricordi questo gioco? No, non te lo ricordi. Nodo. Qui, dammi il ventaglio. Mattia, siamo pronti a soffiare, io soffio col ventaglio e tu con il tuo fiato. Allora, sei pronto? E allora dai, prova. Prova, dai, soffia. Soffiati pure voi, Facciamo un applauso a Mattia, è stato bravissimo, bravo Mattia, ti fa accomodare, molto bravo. Mattia, ma l'hai capito questo gioco? Sì, no? Non sei capito. Solitamente è così. Fai l'aquila, brava, facciamo un applauso ai figli, guarda che brava, ecco, direttamente da Palermo. Ok Lili, torniamo a posto, dai, ecco qui. Allora vediamo, adesso abbiamo un sacco di animali, allora ti facciamo vedere, vediamo, vedi tu, c'è un ninja, vedi qui ninja, ninja che lingua parla. Allora, il ninja che lingua parla? Non parlo, va bene così, fai così? Esatto, perfetto. Allora facciamo venire una bambina che non è venuta. Vieni. Allora, vieni qui, metti nella mia destra, antennine. Allora, tu ti chiami? Sofia, un applauso a Sofia, ninja. Parla ninja. E allora mettiamo un esperimento di teletrasporto. Sapete cos'è il teletrasporto? Sì, ecco, bravi, siete molto bravi. E allora il teletrasporto consiste nel far passare un oggetto da una parte ad un'altra. Sofia, un po' più distante, mettiti più là, testa a tavola, un po' più avanti, su. Ci sono dei fulani. Tieni. Questi fulani li diamo a lei, tieni, infine il fulano qui dentro, ecco qui. Caccia a metà, a fuoco. Sono qui i fulani, vedi? Si poi. Tieni il fulano così, mi raccomando, antennine. Al ninja cosa diamo? No, la spada, però c'è un ombrettino, tieni. Fai vedere, però l'italiano però fai vedere che da entrambi i lati è vuoto, non c'è nulla, gira, Sofia, ma comunque non piove, allora questo ombrellino lo diamo a ninja. Vieni così da sotto,
bravissimo. E adesso dovete aiutarmi con le vostre mani da destra alla destra verso sinistra, così. Anche voi, anche signore. Hai sentito qualcosa? No. Ma respiri, respiri. Adesso da sinistra verso destra. Tu hai sentito qualcosa? È più leggero o più pesante? Più leggero. Tu come lo senti? Più leggero o più pesante? Più pesante, allora sei italiano, bravo. Vediamo che succede. Perché ho dato il foulard, giusto? E tu il foulard. Quindi bisogna perdere a tutti. Non ci sono più foulard. Quindi no. E tu? E qui abbiamo il foulard. E voilà, facciamo un applauso. Riuscito, bravissimi assistenti. Vince, prego di accomodare anche tu Sofia. Adesso tento un esperimento, io non ricordo bene le istruzioni di questo gioco. Voi avete trovato le istruzioni? No, quando vai a aiutarmi voi? E allora, mi raccomando, se capite qualche effetto, potete, non avete capito qualcosa perché siete così vicino dietro, no? Zero. E allora vediamo. Facciamo un nodo. Nodo. Le istruzioni dicevano di far nodo, giusto? O erano due? Uno. E allora vediamo. Vai giù. Facciamo un altro nodo. Io provo il secondo. L'ultimo e basta. Vi ricordate quanti nodi ho fatto? E voilà, e ci sono tre. Quanti punti sono? Tre. E allora vediamo tre buchi, tre nodi. Vieni qui. Che cosa è? Ogni polvere magica qua. Bene, adesso vediamo, facciamo venire tu sei vestito da bambino normale. Da cosa vestito? Ecco, un applauso a Matteo, bravo Matteo. Allora Matteo, tu da cosa sei vestito? Da calciatore, ecco, scusa non l'avevo visto bene le scarpe. Allora dovrei avere un foulard bianco, eccolo qui. Foulard bianco, Matteo, chi chiamiamo tra i bambini? Qualcuno che non è venuto. Ecco, lì c'è un artista, un cantante. Intanto tieni questo foulard. Facciamo un applauso a Marco, mettiti la mia destra. Tu sei vestito da? Ciao, ok, quello lo dici, non lo dire ora? Ok, vabbè, ho capito, la metti da quella parte, fermo così, e allora fai vedere il foulard da tutti e due i lati, è in tozzo? È in tozzo?
Sì, è un foulard normale, non truccato, giusto? Ok, bravo, respira. Allora, per te invece dovrei, ecco, qui un sacchettino verde, c'è qualcosa qui dentro, fai così? C'è qualcosa? Sì, ok, tieni, non lo aprire. Allora, tu invece dovrai mettere una firma su questo foulard. Tieni, no, qua, direttamente qua sopra, in modo tale che non ti sporchi. Allora, o scrivi il tuo nome, o fai la radice quadrata di 625, decidi. Io sto dicendo sempre il nome. E allora, ci siamo? Quanti nomi hai? Ah, nome, cognome, codice fiscale, no. Bravo, fai vedere a tutti il foulard cosa c'è scritto in lingua araba. Tu respira, concentrati. Che c'è qui? Niente, metti un po' più a destra. E allora, che c'è scritto? Facciamo? Ok, ci siamo, è questo. E allora si vede più o meno che c'è una firma. Ecco, io l'ho fatto firmare proprio per rendere unico questo foulard. Non posso cambiarlo con nessuno al mondo. Noi non ci siamo messi d'accordo prima, vero? Che ridi? No, e allora guarda, nulla nella mano destra, nulla nella mano sinistra. Allora vuoi stringere il mio polso con tutte e due le mani? Ecco, se non è che devi misurare il battito, stringi, così prendi. Bravo, ecco. Ok, entra per foulard dentro. Perché faccio stringere il polso? Perché tutti pensano che i prestigiatori nascondono oggetti. Guarda che cos'è questo? Io lo chiamo. Allora, tutti pensano che i prestigiatori nascondono oggetti nelle tasche, nelle maniche, ma non è così. Stringi forte, già viola. Allora, lo vedi il foulard qui dentro? Matteo non mangiare. E la Matteo stringi, al mio 3 devi soffiare. 1, 2, 3. Gira. Bravo, gira. Matteo, tu c'è qualcosa, no? C'è un sacchettino, no? Vogliamo aprirlo questo sacchettino? Apri, fai l'accendo. Vai piano piano. Ce la fa, ma ci vedi con questi occhiali? Ok, c'è qualcosa dentro. C'è un altro sacchetto. Allora, dovete aiutarmi. Allora, aiutatemi ad aprire questo sacchetto. Vai, tutte e due, aiutatemi, anche tu. Io non so spiegare tutti questi sacchetti. Ma c'è una cosa, facciamo vedere. C'è una mela. Adesso dobbiamo vedere se è una mela vera. Fratello, vedi qui la mia destra, non ti fare del male. A Campo Felice non ce n'è altro proprio, quindi mi hanno dato questa mela, ecco, tu sei a posto con un altro poco? Perfetto. E la guarda, facciamo un pochino. Sto bucato, tu pensi a mangiare. Guarda, dentro la mela mi sa che c'è qualcosa, vuoi tirare tu quello che sei salito? Piano. Fai vedere a tutti cos'è? Fai vedere? Non ci credo. È il tuo foulard. Sì. Io ho il foulard firmato dentro la mela. Un applauso a loro due. Bravissimo, potete accomodarvi. Bene. Adesso, ma che dite, continuiamo? Non lo so. E allora vorrei fare
un po' particolare. Io lo chiamo dopo, il signore la chiamo un attimo, dopo la chiamo, non si preoccupi. Faccio venire tu. No, traumatizzato, vuoi venire tu? Non lo vedo tanto. Abbiamo l'uomo raggio. Ecco qui, tu ti chiami Vincenzo, giusto? E allora facciamo un applauso a Vincenzo. Ecco, sono un po' emozionato, però non fa niente. E allora Vincenzo, mettiti un po' alla mia destra, mettiti qui fermo così. Vincenzo, a te cosa piace da bere? Non lo so, ti piace la birra? Io quando vengo a fare spettacoli, non so, sulle montagne, da queste parti, ci ho sempre bambini che rispondono, quindi ti piace la birra? Siamo fortunati perché casualmente c'è una bottiglietta di birra, la beviamo? Come? Vincenzo, dove sono i tuoi genitori? Fammi vedere, c'è qualche parente? Ci sono. E allora Vincenzo, la rimettiamo a posto perché tu sei piccolino per bere la birra, la rimettiamo a posto. Allora Vincenzo, facciamo sparire la birra in maniera visibile o in maniera invisibile? Invisibile? Ok, allora Vincenzo aiutami, concentrati così, fai così, tipo, grazie, così. Stop! La bottiglia di birra è sparita. Facciamo un applauso a Vincenzo. Bravo Vincenzo, e anche tu ci crede qua. Allora Vincenzo, resti di nuovo così. Vai. Stop! La bottiglia di birra riappare. Eccola qui. Un altro applauso a Vincenzo. Il sesto non ci crede, qui ci sono mani. E allora Vincenzo adesso lo facciamo in maniera magica. Metti un po' più a destra, fermo così. Allora guarda me come sta, se no non si immagina. Ma vedi questa trasmigrazione molecolare? Bellissimo. La bottiglia di birra è sparita e abbiamo un pacco di patatine. C'è una delle che non c'è più nulla. E allora c'è un pacco di patatine. Vincenzo, ecco, preme, non vede l'ora di aprire le patatine, aspetta. Voi pensate che la bottiglia di birra sono tutti scettici? Tu dici che si trova qui dentro? Sì o no? Allora Vincenzo, apriamo il pacco di brico, ti libero, ecco, apri, come vai, Vincenzo, allora facciamo vedere a tutti che la bottiglia di birra è sparita, facciamo un applauso a Vincenzo. Come fanno, non lo so. Solo questo applauso è tutto tuo. Ok Vincenzo, ti può accomodare, scendi di là questi bambini di oggi. E allora facciamo venire un maschietto e una femminuccia che non sono venuti, attenzione al serpente. Allora vieni tu, siete due sorelle, cugine, zie, venite, tutte e due, bellissime. Sono vestite, sono due api mare. Mettiti qui, ferma, tu rimani lì. E allora, tu come ti chiami? Chiara, E Ilenia, facciamo un applauso a Chiara e Ilenia. Siete parenti? Siete cugine? Cugine, ok. Allora potete stare ferme così. E allora avete portato i fiori? Come? Ma le api vanno sui fiori. C'è un fiore, vai. Anche tu. Vai, prendiamoli tutti. Ci sono più un vuoto. Inserisci la mano, facciamo vedere il vuoto. Vai. Vuoto. Allora rimettete i fiori qui dentro. E qui ad acqua viva Blavani ci sono delle api un po' particolari. Aspetta, spostate un po'. Le api qui vanno sui fiori. E poi che succede? Una volta che vanno sui fiori, che succede? Che succede quando l'ape va sui fiori? Ipocrita, però avvicinatevi, vediamo se unite assieme. Dovete tenere il cilindro con i fiori, così, concentratevi come fanno tutte le api del mondo. Mi piace questa
Vai, fate così con la testa, vediamo, provate. Non abbiamo provato prima, con la sigla. Che stai dentro? Fate così con la testa. Vai. Ma sta pregando. Si sta concentrando. Stop. Cioè, avete sentito il rumorino? Sì o no? Cioè, no, i fiori non fanno. Vicino meglio. Giustamente i fiori non fanno niente. C'è qua quadra che non cosa. E voilà, vi presento Geppetto. Da questo lo vedete da sopra così. E facciamo un applauso per queste due belle api. Un applauso loro. Bene, questo l'ho invitato a me. No, un po' di musica. E con musica la sentite, ci siamo come volume. Ok, allora chi chiamiamo? Io poi vorrei quando ero piccolino come voi, sognavo sempre di vedere la neve. Voi avete mai visto la neve? Io vengo da una città un po' più bassina, un po' più bassa. Ecco, qui a Capodanno l'avete vista la neve, per forza. Allora, dove sto io a Palermo difficilmente si vede la neve. Io quando avevo la possibilità non la vedevo mai. E allora mio nonno mi lasciò sul divano una volta, mi lasciò un tovagliolo, vediamo se lo trovo, eccolo qui. E allora un tovagliolo e vediamo, ti facciamo vedere una bambina piccola. Ecco, questa bambina qui vestita da microscopici. Allora, mi aveva lasciato sul divano, ecco, aiutiamola. Ok, tu ti chiami? Allora, già una prova d'alba, mi ha lasciato sul divano un tovagliolino e tanta immaginazione. Allora, vediamo se riusciamo a immaginarla questa neve. Ma c'è qualcuno qui dentro che non l'ha vista o no? Qualcuno c'è? Tutti l'avete vista. Primo spettacolo, tutti l'avete vista, tutti. Come? Allora, vediamo neve. Siete pronti a soffiare? Allora soffiate forte, mi raccomando, forte, vediamo io col ventaglio. Soffiamo. Sedetevi tutti, teniamo la bambina, ecco qui. Abbiamo un po' sognato, voi non lo fate. Mi dicono sempre che mangio in bianco, forse un po' vero. Dovrei avere qui del cotone. E allora, vediamo, eccolo qui.
Io mi avvicino al pubblico, ecco qua, tanto scendiamo così, non si è chiuso, allora mi avvicino, ma c'è scritto Cotone, giusto? Cotone? Vuole controllare? Lo tenga in mano, non lo butti. Chi è? Non si paga. Lei si chiama Rosario, facciamo un applauso al signor Rosario. Io mi spettacolo vorrei, è bellissimo, ogni spettacolo vorrei, ci aggiungo, cos'è? In ogni spettacolo vorrei un signore come, vorrei un assistente come il signor Rosario. Cioè, lei ha mai fatto da assistente a un prestigiatore? Mai, funziona tanto, prestigiare, attenzione. Allora, abbassiamo un po' il volume della musica. Signor Rosario, qui c'è un esperimento per lei. Lei ci vede bene? Come?
abbastanza pericoloso. E allora, signor Rosario, adesso allora, qui ci sono delle carte, si chiamano Giambo. Come si chiamano? Giambo, ecco. Sono delle carte che non posso manipolare, nascondere nelle tasche, nelle maniche. La facciamo vedere. Ecco qui. Signor Rosario, intanto faccio vedere le carte. Ecco qui. Adesso lei deve mescolarle, più o meno così, vada, senza farle cadere, signor Rosario, si concentra, respiri, che c'è qui? Ah, ok, se lo dice. Mescoli, mescoli. Ok, poi non le deve dire lei, stop, quando vuole lei. Si deve fermare quando già rido. Ok, ok, fermiamo. Allora, adesso lei, io sfoglierò le carte così ad uno più o meno e dovrà dirmi stop per un punto sul piacere, ok? Ok, e allora quando dice lei stop, io mi fermo e lei prende la carta, sfoglio le carte. Qua non vuole cambiare, sicuro? Ok, guardi la carta, non me la faccio vedere. La vede? Sì, si concentri sulla carta, la facciamo vedere anche al pubblico. La vedete? Anche da quel lato? Ok. Signor Rosario, si concentri. Ha visto in mente la carta? Ha memorizzato la carta? Ok, perfetto, chiudiamo. Tenga. Mescoli. Si concentri. Ok. Adesso metta le carte qui dentro. Ok. Metta qui dentro. Lei ha scelto una carta a piacere. Io non posso sapere che carta lei ha scelto. Basta lei stesso indovinare la sua carta. È facile indovinare per un prestigiatore la carta. Allora, abbassiamo la musica. Proprio leggero. Ecco qui c'è un bersaglio. E questo lo mettiamo qui. Mi raccomando perché l'ultima volta che ho fatto questo esperimento hanno ucciso il mio assistente. Allora, lei è brava a sparare. Mamma mia. Cioè, io immagino che solamente nei paesi magari si trova qualcuno da caccia, non so. Allora, tenga questa pistola, non spari, mi raccomando, non la tenga in basso. No, la tenga in basso. Ecco, allora si concentri, così io tenga bassa. Devo tornare qua a casa. Ok, lei si deve concentrare sulla sua carta, deve prendere la mira, concentri sulla sua carta e spara al centro. Sposta le dita, non lo vedo nessuno. Guarda, deve puntare, vada, non si preoccupi, vada, e non è un fucile, vada, fai, ma così mira. Allora, ci divento un po' più dietro. Io consiglierei di più. Il problema non è peggio. Il problema è che lei non prende, c'è un mirino qui, che se lei si parla così prende il solito. Deve mirare così, guardi, così, tipo fucile. Io miro, ecco, vada, anche più lontano, qui. Vada, qui. Che carta c'è? Ho 5 di fiori. Non era il 5. Aspetti, non era il 5. Non ci si aspetta. 4 di fiori. Oh, c'è un applauso! 4 di fiori! Bene, si può accomodare. Grazie, del gioco bello, pericoloso, anche a scendere.
Deborah, facciamo un applauso a Deborah. Di foto, c'è un cilindro, anch'esso vuoto. Vuoi inserire la mano qui dentro? Vai, ecco, è vuoto? Sì? Tieni così? E la vediamo, allora, sei sicuro che non hai Coca-Cola? Non hai portato Coca-Cola? No. Se voi l'avete portata la Coca-Cola? Avete portato la Coca-Cola? Mai per fortuna che io ho preso al bar quella un po' più piccola, questa qua. Volevano quella più grande, questa non ce la beviamo noi. Veramente ti piace la Coca-Cola? Però a me non piace tanto, non piace tanto. E qui la Coca-Cola, la vedi? Sì, ok. Perché la trasformiamo in qualcos'altro? Tipo arancione, birra no, dov'è? Birra no, pericoloso. Te la metti di qui alla mia destra, la trasformiamo in aranciata. Al mio 3 dovete soffiare, mi raccomando, non so se questo esperimento si riesce. Al mio 3. Allora, 1, anche tu. 2 e 3. Soffiate perché forse. Signori, ma la colonna recuperate con calma la colomba, anche un aumento. Ecco, bravo. Guardate che è bravissimo. Io cambio assistente. Ma intanto la Coca-Cola dov'è? Dov'è la Coca-Cola? Facciamo vedere, non c'è più la Coca-Cola. Io spariscono gli oggetti così da nulla. Grazie. Bene. Ok. Così. Ok, ti può accomodare, ti ringrazio. Tu come ti chiami? Martino. C'ha il nome magico. Ha il nome magico, sì o no? Io facciamo soffiare, vuoi soffiare? Soffi. Facciamo soffiare lì c'è, ecco la figura principale, facciamo un applauso al prete, facciamo un applauso, soffi. Ora, un ringraziamento anche a lui. Eccoli, potremmo fare un applauso all'assessore. Ecco qui, vuole venire qui, siamo arrivati alla fine di questo spettacolo, non so se è stato di vostro gradimento, mi è piaciuto. E allora, vediamo su queste colombe, vorrei presentare un numero che ho fatto a Rai 2 qualche anno fa. Allora, vediamo, facciamo partire la base. Adesso, come tutti i maghi, vi auguro una buona continuazione e vi saluto in un modo un po' particolare. Facciamo una cosa, voglio ringraziare nuovamente l'assessore che mi ha invitato qui questa sera. Io mi presento di nuovo, sono il Mago Antoine, spero lo spettacolo sia stato di vostro gradimento. Ma mi sembra giusto salutarvi in un modo un po' speciale. Buona continuazione a tutti, buona continuazione.
va, non andate via perché ora apriamo le danze e dobbiamo ballare.